Ciao a tutti, allora oggi voglio presentarvi una ricetta semplice, sono delle bracciole di maiale al radicchio e con la burrata, una ricetta molto semplice però molto appetitosa. Gli ingredienti che andiamo ad usare per questa ricetta: radicchio di Treviso, la burrata, le bracciole, una passata di pomodoro, dell'olio extravergine d'oliva dei coniugani, sale e pepe. Iniziamo la nostra ricetta. Scottiamo in padella il radicchio di Treviso con un po' d'olio di oliva. Dopo averlo rosolato per bene, lo metteremo in una pirofila di vetro per dare un colpo di calore al microonde, coprendolo sempre con la pellicola apposita. Scottiamo in padella le bracciole, iniziamo a rosolarle sempre con un po' d'olio di oliva dei coniugani e le portiamo a metà cottura. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino seltrino e finiamo di cuocerle. Leviamo dal microonde il radicchio, apriamo la pellicola da microonde e ci prepariamo a completare il piatto. Dopo aver tagliato la burrata, andiamo a mettere le nostre bracciole in una pirofila per preparare per il servizio. Le mettiamo sistemate bene, sopra andremo a mettere il radicchio preventivamente cotto e dopo averlo sistemato per bene andremo a metterci la burrata. Per finire un cucchiaino di passata di pomodoro. Il pomodoro è un pomodoro emulsionato con olio di oliva, sale e pepe. Accendiamo il grill del forno e scottiamo il tutto. Adesso ci prepariamo ad impiattare le nostre bracciole, una alla volta, le mettiamo al centro del piatto e assieme a un buon bicchiere di vino seltrino dei coniugani. Questa è la prima ricetta che facciamo e spero vada tutto bene. Un augurio a tutti quanti per questa lodevole iniziativa.